Si gioca quest'oggi la 25esima giornata del girone C della Serie D che per l'Unione Venezia prevede la gara interna contro il San Paolo Padova. La formazione di Fonti è temibile non solo perché all'andata ha superato 2-1 la compagine lagunare, ma perché sta dimostrando di valere il terzo posto in coabitazione con il Talmai a 41 punti, 9 in meno dell'Unione Venezia. 4 gli ex che indossano quest'oggi la maglia giallo-blu. Il rilancio in avanti nella zona dove c'è Lucchini, il pallone per Volpato, il pallone recuperato da Casagrande, subito Mazzeo dai là per Zubin, Zubin entra in area di rigore, il pallonetto e la palla che viene messa fuori da Formentina, probabilmente era destinata sul fondo, prima occasionissima, calcio di punizione subito battuto da Nichele per Collauto, il pallone, attenzione per Cardine che entra in area di rigore, supera in slalom un paio di avversari, poi c'è il tentativo di sinistro da parte di Collauto sulla ribattuta al limite dell'area di rigore. La sfera recuperata subito dai giocatori veneziani. Collauto un pallone difficile da domesticare ma ci riesce magistralmente. Poi per Cardin il passaggio di Zubin, Nicolò Masiero. Il pallone per Volpato, l'anticipo di Lelli, poi c'è Nichele per Collauto, poi c'è buona la ripartenza, c'è Mazzeo che potrebbe essere servito, allarga il gioco per il pallone Casagrande, il colpo di testa di Mazzeo ed il pallone in rete, la rete, l'ottimo cross di Casagrande sul secondo palo, si era andato ben posizionare Mazzeo, si è tuffato e ha infilato il pallone in rete. Attenzione perché c'è stata l'ammonizione. È stato ammonito il numero 2 Marco Masiero per proteste, troppo arretrato e può ripartire quindi il San Paolo. Attenzione centralmente con Lucchini, attenzione sulla c'è Volpato che prova il tiro e poi la rete sulla ribattuta da parte di Masiero ed il pareggio al 38esimo minuto di gioco del primo tempo sul tiro di Volpato, la ribattuta di Casini e il pallone messo in rete da Nicolò Masiero. C'è Pegoraro ora per Masiero. Attenzione Volpato, libero sulla sinistra, c'è Tessaro, si deve decentrare sul settore di sinistra e parte il cross ed il pallone che viene colpito di testa con l'auto Falcer. Con l'auto prova la percussione, riesce a recuperare per un attimo la sfera, Mazzeo ancora di forza, il pallone altro per Zubina, la sponda per Casagrande e il pallone che è indirizzato verso la porta, Volpato è sul primo palo. Con l'auto parte il cross, il colpo di testa di Lelli sotto misura e il gol! E Zubin! Ancora lui! Il bomber! Zubin al 42esimo minuto di gioco! 21esimo sigillo stagionale per Zubin! Al 42esimo minuto di gioco l'Unione Venezia si riporta in vantaggio. Gli abbracci, gli applausi e le strette di mano tra le due formazioni, ma il risultato è questo: Unione Venezia batte San Paolo Padova 2-1. Allora mister, vittoria sofferta. Sì, sofferta perché comunque sapevamo che avevamo di fronte una squadra terza in classifica, sapevamo che loro si chiudevano bene e avevano una bella ripartenza, l'hanno dimostrato anche sul pareggio. E quindi abbiamo sofferto e si sapeva, diciamo che comunque di fronte avevamo anche un campo non all'altezza della situazione, perché abbiamo dovuto faticare molto anche sullo stop, sul portar palla, sulle geometrie, perché comunque loro ci aggredivano e noi facevamo fatica anche col discorso del campo. Non sono scusante, ma guardate, vi posso garantire che non è tanto facile giocare con questo campo qua. Però nonostante questo, insomma, la squadra aveva dato ottimi segnali positivi praticamente sin dal fischio iniziale. Avete messo sotto pressione una squadra come quella di Fonti che è difficile da farlo. Insomma. No, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alle altre due partite precedenti perché avevamo sempre iniziato male e poi avevamo vinto alla grande. Oggi abbiamo iniziato bene perché comunque i primi 25 minuti e mezz'ora abbiamo fatto veramente un gran calcio, abbiamo creato diverse occasioni, siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi loro sono stati bravi anche a pareggiare sulle situazioni che hanno avuto a favore
e poi ci siamo un po' disuniti, ci siamo un po' innervositi perché comunque non era facile, si chiudevano molto gli spazi, quindi non era facile per noi ripartire e trovare degli spazi in avanti, però con la stessa determinazione delle ultime partite abbiamo voluto portare a casa i 3 punti e alla fine siamo riusciti con 2 o 3 situazioni importanti. Poi è chiaro che ci sono anche degli episodi che magari a volte ti vengono a sfavore, a volte ti vengono a favore. Oggi diciamo che è stata anche un po' da parte nostra. Non è ormai più un caso che la vostra formazione riesca a vincere le partite al 90° quasi? No, ma sarà così fino alla fine penso, perché comunque le altre squadre danno sempre il massimo, danno sempre il 100% contro di noi e quindi noi dobbiamo crederci sempre, non dobbiamo mai mollare, dobbiamo soffrire, dobbiamo avere pazienza a volte di aggirare l'avversario, dobbiamo avere pazienza e non innervosirci di avere troppa fretta per realizzare il gol come abbiamo fatto oggi e poi il gol è venuto e quindi penso che anche alla fine sia anche meritata la vittoria. Allora, tutta la verità, nient'altro che la verità. L'hai toccata di mano? Mezzo e mezzo, dai. Io mi sono buttato di testa e ho beccato un po' tutte e due, è andata dentro, poi se l'arbitro fischiava niente da dire, non ha fischiato e mi è andata bene. Quindi non voglio neanche creare polemiche, è stato un gesto istintivo perché mi ha preso sulla mano e basta. C'è niente da dire, però è gol e basta, me lo tengo. Soddisfazione, 11 gol in questa stagione per ora. Sì, sono contento perché era anche 2 mesi che non segnavo e sono 3 partite che segno. E quindi dai, sono contento, anche abbiamo preso 3 punti e ancora di più per la vittoria, sono contento. È stata una partita difficile, abbiamo incontrato una squadra comunque ben organizzata e quindi vale anche doppio questa vittoria, il Treviso non molla. Però noi facciamo lo stesso, quindi sarà un testa a testa fino alla fine. Allora Relli, alla fine i tifosi veneziani devono sempre soffrire. 3 minuti dal termine non è finita la partita e infatti siamo ancora lì. Alla fine si sono un po' abituati i nostri tifosi a esultare verso la fine, ma finché si vince va bene così. Come è stata vissuta in mezzo al campo da te la partita sul settore centrale? È stata non facile, subito abbiamo preso bene le misure, poi preso il gol, siamo andati un po' in difficoltà sul possesso palla, ci siamo scambiati io e Matteo e poi tutto sommato abbiamo ripreso a padronanza il centrocampo e poi siamo arrivati alla vittoria. Allora, mister Fonti, proprio sul più bello per voi è arrivato il gol di Zubin che vi ha tolto la soddisfazione del pareggio. Beh sì, è chiaro che stavamo soffrendo, negli ultimi 10 minuti abbiamo sicuramente sofferto, però effettivamente questa palla inattiva dove loro hanno delle qualità importanti con Michele, Lelli, Zubin, Ferretti poi che è entrato, sono tutti giocatori difficili da marcare e quindi è facile che su un cambio di traiettoria ci possa essere anche la possibilità per loro di fare gol, però insomma ormai ci speravamo, pensavamo di essere riusciti ad imbrigliarli bene. Però insomma anche le palle native fa parte del gioco e in questa situazione gli è andata bene, bravi a Venezia che hanno vinto, peccato per noi, però insomma guardiamo avanti. Che giudizio dà dell'Unione Venezia? Se la giocherà fino all'ultimo col Treviso, lei da mestrino cosa pensa? Ma no, io credo che il Venezia ha dimostrato soprattutto fino all'1-0 tutta la sua forza, perché era difficile veramente a imbrigliarli, avevano delle qualità di gioco e offensive tra Mazzeo e Zubin che parlavano di un linguaggio importante sotto aspetto tecnico calcistico e perciò ci hanno messo in difficoltà con delle situazioni importanti, però poi dopo l'1-0 noi ci siamo messi in partita, abbiamo pareggiato sulla prima situazione da gol che abbiamo avuto, questo è anche vero. Però io credo che il Venezia abbia delle qualità e lo sta dimostrando perché insomma sta vincendo, vince, tiene testa al Treviso, è un bel scontro tra 2 squadre importanti e penso che alla fine ci sarà da soffrire per entrambi, chi saprà tenere di più sotto l'aspetto psicologico potrà magari arrivare al traguardo.